nella zona delle Dolomiti gli italiani dovevano penetrare e raggiungere la Pusteria per impedire che gli austriaci potessero rifornire il Trentino, il saliente che minacciava la pianura vicentina. Però per far questo bisognava superare le montagne, le nostre Dolomiti, e i valichi che le difendevano, che erano muniti di forti, e in particolare dalla conca di Cortina, che gli austriaci avevano liberato, considerandola indifendibile, portarsi verso l'Alto Boite. Se non che le montagne dominavano la conca di Cortina e non si riusciva a superarla. Comandava il settore di Cortina il generale Cantore, noto agli alpini per le sue campagne in Libia, il quale pensò di aggirare la conca di Cortina superando le tre Tofane e di là insinuarsi nella zona che gli interessava conquistare. E qui sorge tutto il problema di come contrastare il nemico che si era annidato sulle montagne. Per esempio, la Tofana di Rozes dominava la via delle Dolomiti, bisognava occuparla, era presidiata dagli austriaci. Si andò in cerca di una guida che aveva fatto la direttissima della Tofana di Rozes, che era di Mai, che era di Cortina. Gli si impose di guidare una pattuglia di alpini, questo contrariato disse: io sono ancora suddito austriaco, poi era in presenza di cortinesi, i quali avevano tutti i figli che militavano nei Landschützen, e quindi questo si rifiutò e venne mandato al confine in Italia meridionale. Ma in quella zona c'era anche la mina del Castelletto, per eliminare questa roccia che ostacolava il libero passaggio nella via dei Dolomiti. Quindi i nostri soldati andavano incontro a queste montagne senza riuscire mai a superare, perché il dominio di quota, come era stato detto, non permetteva di avere dei successi. Conveniva fare delle infiltrazioni, e successe che degli alpini, anche dei graduati, come un certo Angelo Schiocchet, che era chiamato il diavolo delle Tofane, d'iniziativa con un tascapane e 3 amici, scoprisse una via che lo portò su Col dei Boss e lì raggiunse la cima e circondò alle spalle, riempiendolo di colpi di bombe a mano, il presidio, riuscendo a vincere quello che un battaglione non è riuscito a fare. Cioè, questo per simboleggiare che è un episodio, ma è significativo di quello che si può fare in montagna seguendo delle vie impervie, e questa è la tecnica che ha sempre portato successo negli alpini. Poi è successo anche questo, che gli austriaci, lasciando libera Cortina, il comando austriaco aveva rappresentato che per rispetto dei 700 soldati cortinesi, ampezzani, che erano stati impiegati nell'esercito austriaco, che erano in Galizia oppure in Serbia, non avrebbero mai bombardato Cortina anche se gli italiani l'avessero occupata, cosa che avvenne. E sostanzialmente successe così: bombardarono solo gli accessi a Cortina, rispettarono la città.
com'era la vita del soldato in trincea, nella guerra di posizione? Che cosa gli passava per la mente? Qual era la sua psicologia? E qui il discorso è tragico, perché la vita nelle trincee era tremenda, forse era più sporca, più lurida nelle trincee del Carso, ma anche nelle montagne la vita in trincea era un fatto aberrante, perché la trincea era una catacomba a cielo aperto, dove si moriva, dove si era sottoposti al tiro delle artiglierie, dove si aspettava con angoscia l'ora dell'assalto, dove si subiva l'assalto, dove si pativa la fame, il freddo, il gelo, non si sapeva dove asciugare i panni, non togliersi mai i vestiti, nella sporcizia con i pidocchi. Sono tutte cose che distruggevano un essere umano, il quale si sentiva, la guerra lo rendeva un numero tra altri numeri che erano i suoi compagni, gli uomini del suo plotone. E l'unica cosa positiva che ci aveva intorno a quest'uomo dedicato, votato alla morte, era il contatto con i compagni. Qualcheduno dice: ma perché? Come combattevano? Cosa facevano questi soldati? Perché resistevano tanto? Certo, forse lo spirito patriottico non era la motrice del fatto che fossero combattenti, e nemmeno il senso di disciplina così che obbligasse a degli ordini che lo spingevano fuori dalla trincea. Quello che era il motore, la forza del combattente, era la solidarietà nei confronti degli altri uomini in numero come lui, che erano l'unica positiva che avevano intorno. Erano della gente che soffriva come lui, con i quali condivideva il rischio di morte, ed era la sua famiglia. E questo rendeva, questa solidarietà, specialmente negli alpini, era una forza che faceva sopravvivere, faceva combattere e faceva fare anche degli atti di eroismo. E poi succedeva che, al di là di questo, nei momenti rarissimi di riposo, nella notte, anche un turista che va per montagne di notte rimane soggetto al fascino, alla malinconia della montagna. Un soldato in quelle circostanze pensava, si rifugiava nella sua mente, nella sua memoria, e pensava alla sua famiglia lontana, come un sogno mai vissuto, come una vita di altri, come una meta agognata. Gli sembrava, nel confronto, di non essere mai vissuto prima da borghese. E questo lo induceva a guardare la fotografia dei suoi bambini, di sua moglie, a tirar fuori una ciocca di capelli, a baciarla. Allora si usava farsi dedicare una ciocca di capelli dell'amorosa e pensare intensamente a questa vita agognata che sperava di poter rivedere una volta ancora. Un'altra esigenza del soldato era quella di comunicare alla sua famiglia che era ancora in vita, e con le cartoline in franchigia cercava di comunicare con quel linguaggio spesse volte elementare, semplicissimo, che era lì e che sperava di tornare. Qualche volta lo mandavano anche in licenza, forse raramente lo mandavano in licenza, e succedeva quasi una cosa paradossale. Scendendo a valle incontrava quelli che erano gli imboscati per lui, cioè quelli che non rischiavano la vita come lui. Anche uno che era a 300 metri con una batteria di cannoni rispetto alla linea del fronte, per chi combatteva in prima linea era un imboscato. Poi, arrivando nelle città, nei paesi, si accorgeva che c'era della gente che la guerra non la pensava proprio, che non soffriva, e lui si sentiva la vittima sacrificale. Andava a casa e quando ritornava al reparto era pieno di malinconia per aver lasciato la famiglia, ma era anche pieno di rabbia perché vedeva delle ingiustizie della gente che non capiva la sua tragedia, e ritornava nel suo plotone, tra i suoi alpini, tra i suoi compagni, che era la sua vera famiglia. E quando, andando all'attacco, qualcheduno dei suoi compagni moriva, era come se morisse una parte di lui, e questo lo rendeva capace di azioni, di reazioni, di assalti furibondi per vendicare, per ripagare la vita di un compagno perduto.